Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. È un piacere anche quest'anno ospitare qui a Rovigo un evento così importante con relatori di questo livello assoluto per i loro campi. Allora, Assomais, che cos'è Assomais? Assomais per ora è solo un sito, ma in realtà dietro un sito c'è un movimento di persone, un gruppo, una lobby del mais, che già si è espressa con questo sito alcuni anni fa. Vi invito anche a visitarlo, www.assomais.it, dove all'interno trovate una serie di notizie utili per il mais, per la coltivazione, per i diserbi, per l'essiccazione, eccetera. Una grande soddisfazione anche perché vedere tanta gente attorno interessata al mais, attorno ad un evento che lei in qualche modo ha organizzato rappresentando Assomais, diciamo, la rende in qualche modo soddisfatto. Certamente è un'iniziativa che ha già qualche decennio e il mais per noi è la nostra materia prima, è il nostro oro, è il nostro prodotto principale. Attorno a questo Assomais noi vogliamo costituire un gruppo di persone, chiamiamo una lobby a difesa del mais in tutta la sua completezza, dalla produzione fino al suo utilizzo, e la manifestazione di oggi li vede tutti i protagonisti, dai ricercatori ai sementieri, ai produttori, ai trasformatori e utilizzatori che voi avete qui. E poi per chiudere avremo anche una tavola rotonda dove i protagonisti potranno pensare ed esprimere quali sono le prospettive per il futuro del mais. Questo è il tema, prego. Localizziamoci, dove siamo esattamente per i nostri amici? Scusate, noi qui siamo a Rovigo, siamo al centro del nord-est, nella pianura padana, dove il mais è la principale coltura, che purtroppo per le vicende economiche ma anche sanitarie ha perso qualche punto in percentuale, però è sempre la coltura più importante e al posto del mais non sapremo che cosa seminare, ed ecco perché l'abbiamo chiamato cultura strategica per l'agricoltura italiana. Beh, questa è una regione per eccellenza, che in qualche modo il mais è una cultura che si fa da tanto tempo. Assolutamente, abbiamo recentemente fatto un convegno che ricordava come nei primi del 1500 ci sono già le prime testimonianze di coltivazione del mais proprio qui in provincia di Rovigo. Ed oggi, ancora oggi, si fa purtroppo cultura su cultura ancora mais. Qualcuno dice che questo non è un beneficio. Ma guardi, la coltivazione del mais è una coltivazione strategica per l'agricoltura veneta. Basta dire un dato, il Veneto è leader nella produzione di carne a livello nazionale e ovviamente la materia prima per produrre carne è il mais. I prodotti di qualità si fanno con il mais, qualcuno diceva stamattina. Ma è alla base, è la materia prima per produrre le grandi eccellenze del Made in Italy italiano, e quelli che fanno i grandi numeri, quelli che fanno il PIL agricolo italiano, i formaggi grandi, i prosciutti, quelli grandi prodotti di eccellenza sono fatti con le materie prime che vedono un ruolo importantissimo nel mais. Oggi la ricerca si confronta con gli agricoltori, con i terzisti. Beh, è bello, diciamo, questa fusione degli attori principali della filiera. È importantissimo, lo riteniamo una cosa fondamentale per difendere la nostra agricoltura, per difendere le nostre aziende. Ci sono nella filiera diversi attori che hanno anche interessi non sempre coincidenti, però vedono un minimo comune denominatore, la difesa di questa coltivazione che, ripeto, è strategica per l'agroindustria italiana. Cosa abbiamo colto oggi da questa giornata?
Beh, abbiamo spaziato su tutti i fronti, su tutti gli aspetti della coltivazione, dall'analisi dei mercati che sottolinea come i mercati abbiano una volatilità e che siano assolutamente incontrollabili per quanto riguarda la componente agricola e quindi purtroppo anche del reddito, assolutamente, non solo della produzione. Ci sono delle dinamiche mondiali che governano questi fenomeni, ma abbiamo anche spaziato sulla tecnica, sull'importanza della ricerca, su quanto sia un elemento di debolezza per la nostra agricoltura aver rinunciato a un certo tipo di ricerca, e mi riferisco alla ricerca genetica. Qualche professore, qualche ricercatore diceva questa mattina che potremmo benissimo dividere, diciamo, le azioni di lavoro diciamo, tra conoterzisti, agricoltori, allevatori. La ritiene valida come idea? Bah, guardi, L'agricoltore non si debba occupare di tutto della filiera? Nell'agricoltura moderna è evidente che molti attori sono specializzati nel loro compito e quindi pensare che un'azienda agricola, come succedeva anni fa, riesca a fare tutto, a governare tutti i processi che influenzano la produzione è difficile, perché la modernità richiede grandi investimenti richiedono ammortamenti impegnativi e quindi è inevitabile che ci sia una specializzazione per i vari compiti che ognuno poi dopo si ritrova a svolgere. Quindi il prodotto finito l'agricoltore non potrà più farlo a questo punto? Ma per prodotto finito dipende, perché poi dopo ci sono svariati utilizzi, anche questo abbiamo evidenziato in questa mattinata, quanti utilizzi ci sono con il mais, dal prodotto amido per l'industria dolciaria, per la produzione di plastiche biodegradabili, per l'alimentazione degli animali, eccetera, quindi è un mondo molto variegato. Andando in mezzo agli agricoltori abbiamo chiesto, ma allora quest'anno tra 2 mesi seminiamo ancora mais? Ma io penso di sì, altrimenti abbiamo nelle grandi culture, nelle aziende a seminativi, le chance per sostituire il mais non sono moltissime. Abbiamo la soia, il frumento l'abbiamo già seminato, quindi ci rimane ben poche altre scelte. È chiaro che abbiamo bisogno un po' di prospettive un po' più serene per poter affrontare una campagna nuova senza tante preoccupazioni. Il greening preoccupa l'agricoltore di queste parti? Il greening preoccupa, per fortuna è stato attenuato nella sua prima impostazione, quando è stata proposta la PAC, nella prima discussione della PAC sarebbe stato molto più pesante. Quello che fondamentalmente ci preoccupa è che è un'impostazione della politica agricola che guarda indietro, è anacronistica nei suoi concetti ispiratrici. È vero e lo sappiamo che bisogna conciliare produzione ed ambiente, però dobbiamo avere sia una sostenibilità ambientale ma anche una sostenibilità economica delle aziende agricole, altrimenti andiamo incontro all'abbandono del nostro settore. Possiamo sicuramente convivere. Un'agricoltura sostenibile, qualcuno dice? Assolutamente, è un onere e un onore avere in custodia l'ambiente, e quindi la sostenibilità ambientale è un elemento importantissimo, però non ci si deve dimenticare anche la sostenibilità economica delle aziende agricole. Bene, amici di Agrilinea, abbiamo visto un grande interesse, questa è una cultura che da queste parti, diciamo, realmente crea reddito alle imprese agricole. Sì, direi che la provincia di Rovigo e anche le province limitrofe, mi riferisco a Padova e Venezia, la cultura del mais rappresenta un fatto, direi, culturale e istituzionale, quindi qui c'è veramente il Corn Belt della pianura padana. Bene, oggi abbiamo visto agricoltori, stoccatori, commercianti, industrie, in qualche modo ci siamo... È un momento di incontro, di confronto anche. Sì, la nostra presenza come Bayer indubbiamente è quella di cercare di fare cultura della cultura, e oggi se noi siamo presenti in questo stand è perché crediamo su mais di avere dei prodotti, dei mezzi tecnici che siano in grado di andare incontro alle esigenze che sono oggetto di questi incontri. Noi abbiamo sentito sempre oggi che la nostra azienda è ancora troppo italiana, troppo frammentata. Sì, direi che questo è un male non solo del mais, è un male dell'agricoltura italiana, e su questo noi ci aspettiamo, ma non dal punto di vista sicuramente dal punto di vista manageriale, ma dal punto di vista politico, che ci siano delle prese di posizione a livello di comunità europea per affermare quello che è il marchio italiano. Beh, da questi bei incontri, questi confronti, queste belle parole, noi dobbiamo andare in campo tra un po', no? Sì, direi che oggi stiamo facendo della palestra, ci stiamo informando, stiamo acquisendo informazioni, perché non più tardi di fra 2 mesi o anche forse meno, noi vedremo che tutta questa gente che è qua probabilmente la troveremo nella campagna a fare la strategia per il 2015. Ecco, cosa propone Bayer per il futuro? Bayer ha a disposizione tantissimi prodotti. Su mais, come dicevo prima, siamo
quasi una linea quasi completa. In particolare partiamo dalla concia, di cui è stato accennato in questo incontro, per passare ai diserbi sia di pre-emergenza sia di post-emergenza, cioè con mais nato, per arrivare poi alla novità dell'anno scorso, che è quella dei trattamenti alla fioritura, cercando di limitare il problema delle micotossine. Che cosa è successo in Italia col mais dal 1900 sostanzialmente ai nostri giorni? Nel 1900 noi avevamo qualche cosa come quasi 2 milioni di ettari di mais sparsi sul territorio nazionale a fazzolettini, oltre che a grandi culture. Poi vedremo come era inserito nell'ambito delle aziende. Vedete che man mano che passa il tempo... Cosa deve cambiare di questa agricoltura? Ma sostanzialmente deve, tra virgolette, ingrandirsi. Cioè, siccome non riusciamo a comporre aziende di grosse dimensioni, no, dobbiamo far sì che, e nessuno ha voglia di comprare della terra, no, dobbiamo far sì che la gestione sia sufficientemente unificata, no? Magari affidandola a terzi, in modo da avere un reddito del terreno e produrre ciò che serve alla collettività, sia che questa sia commodity, sia che questa sia un prodotto speciale. Cosa vuole oggi, cosa chiede la collettività? Partite grandi, partite sane, partite uniformi, partite tracciate. Pensate che si possa fare su 3 ettari, 5 ettari, 10 ettari la grande partita, l'uniformità, la sanità e così via? Vanno usati determinati criteri, che sono quelli che per esempio il professor Rainieri sta dicendo adesso in questo momento, e questo lo si può fare con imprese che sappiano lavorare in un certo modo, assistite continuamente da una consulenza specifica. Senza questa è inutile illudersi che si arriverà al discorso finale. Una consulenza di filiera potremmo definirla. È una consulenza completa di filiera, no? Cioè che va dalla acquisizione dell'agricoltore, chiamiamola, fino a che si vada a fare la partita uniforme, che con il futuro non è detto che vada tutta allo stoccatore, perché lo stoccatore potrebbe essere l'utilizzatore finale della granella, può essere chi alleva maiali, può essere chi alleva bovine da latte e così via. Perché? Perché il mais da granella o la granella si può perfettamente conservare in silo e al 30% di umidità. Quando io lo conservo al 30% di umidità raccolgo 15-20 giorni prima e quindi tolgo una serie di rischi di eventuali tossine presenti nella granella, e poi me la vado a utilizzare durante l'anno. Qualcuno può dire: ma questa significa un'anticipazione di denaro? No, perché così come lo stoccatore non gli paga subito alla consegna il prodotto, anche l'allevatore può pagare nel tempo il prodotto, mettendosi d'accordo su quale mercuriali scegliere nell'arco dell'anno. Non è. È questo quello che vedo come futuro. Certamente la funzione dello stoccatore, messa insieme alla funzione dell'agromeccanico, se volete, o un'organizzazione di produzione, è in grado di andare a fornire il finale, cioè quel tipo di prodotto di qualità che il mangimista, nel caso dei polli, vuole. E così via. Ecco, questi sono i ragionamenti. Ecco, tra 2 mesi noi dovremo iniziare a seminare, no? Cosa consegniamo agli agricoltori? Perché ha ancora un po' le idee confuse. No. Quest'anno ho prodotto bene, mi dicono, però non hanno fatto reddito. No, non hanno fatto reddito e molto mais è andato con il DON, è andato, e quindi evidentemente i redditi e i prezzi del mais sono legati al prezzo internazionale del mais, quindi è Chicago che fa il prezzo, non è altro. In queste condizioni, ripeto, per salvaguardarsi bisognerebbe che facessero uno sforzo e cominciassero a ragionare fra loro, a organizzarsi nella produzione e non essere come cani sciolti. Quindi possiamo continuare a produrre mais, secondo lei, professore? Dovremmo, altrimenti lo importiamo, perché l'allevatore a quel punto certamente continueremo a produrre mais per usarlo nei biogas, per farne del trinciato integrale,
sarebbe bene che producessimo anche quello da granella, no? Innovando pesantemente, no? Ma in questo ovviamente abbiamo tutto un mondo contro, no? Che non è adeguato, e questo mondo contro è inutile nasconderglielo, è il mondo di Coldiretti, è il mondo della politica, no? Politica. Quando uno pensa che il ministro dell'agricoltura piuttosto che quello dell'ambiente vanno dicendo quelle cose assurde che non hanno nessun significato, no, in termini reali, solo per far contenti gli altri che vogliono questo, e allora evidentemente questo significa fare mais o ragionare in termini di acquisizione di voti e non in termini di fare produzione seria. Di OGM non se ne parla più? No, non se ne parla perché cosa volete parlarne? No, non parlare di OGM significa non parlare di innovazione. Quello che mi spaventa non è tanto l'OGM, che pure abbiamo visto in questo momento cosa sta avvenendo negli Stati Uniti con incrementi di 1,5 quintali, 1,7 quintali ettaro anno, no? E noi fermi dal 97, no? Fermi completamente, no? Abbiamo problemi di micotossine, no? L'OGM almeno per le fumunicine ce li toglierebbe? Non ce ne preoccupiamo, no? Quindi non ci preoccupiamo del cancro dei nostri figli e così via, no? Perché? Lei è molto diretto, professore. Noi ci ascoltiamo adesso, entriamo in sala per ascoltare il professor Raineri, perché mi sembra che abbia anche dei suggerimenti da dare ai nostri produttori. Ascoltiamo. Ancora l'ultima domanda e chiudo. Il mais è ancora una coltura strategica, visto che il tema era il mais coltura strategica? La risposta è sì, però se fornisce l'energia al prezzo più conveniente. Il mais può essere sostituito. Noi abbiamo sistemi agricoli dove il mais quasi non esiste e ci sono cereali vernini, no? Al posto, orzo e frumento, pensiamo alla Francia, senza andare anche troppo lontano, o gran parte del centro Europa. Quindi la risposta è che il mais rimane la coltura chiave per le nostre filiere se mantiene un prezzo estremamente valido del suo contenuto essenzialmente energetico. Ancora, sì, se la qualità sanitaria è adeguata alle richieste della filiera. E qui la risposta è no, non siamo in questa condizione in questo momento, troppo sovente non lo siamo. Sì, se il quadro normativo non è troppo penalizzante. Qui è fantastico vedere come nel PSR o altre misure di agricoltura integrata, quando si parla di vite fruttiferi ragionano con una misura, quando si parla di cereali ragionano in un altro modo. E vagli a spiegare che i cereali hanno 1, 2, 3 al massimo trattamenti rispetto alle decine che sono quelli che comunemente vengono utilizzati in altre colture. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro normativo che generalmente il mais è particolarmente maltrattato. Ancora, sì, se gli operatori della filiera fanno sistema. Qui noi troppo sovente vediamo interessi ovviamente contrapposti che però si conciliano male. Credo che avrebbero grossi vantaggi nel momento che gli utilizzatori e i produttori potessero scambiarsi meglio i punti di vista e gli elementi fondamentali del sistema per fare qualità. Quindi concludo dicendo che il mais è ancora una coltura strategica se abbiamo la capacità di innovare e di rispondere alle esigenze del mercato. Filiera uguale mercato, e quindi essere in grado di rinnovare questa nostra cultura nell'ottica di quello che è lo sviluppo che stiamo vivendo. Grazie molte. Beh, non solo chiacchiere, non solo parole, non solo progetti sull'agricoltura, sul mais, ma anche come avviene la trasformazione del mais. La polenta da queste parti ancora... Sì, la polenta soprattutto adesso è ritornata veramente nei nostri menù, nei nostri piatti. È apprezzata tantissimo perché è un piatto tradizionale e viene sostituita molto spesso al pane e a prodotti da forno. Ecco, è semplice per ottenere questo prodotto? Sì, semplicissimo. Adesso anche con le pentole di acciaio si può fare una buona polenta, basta lasciare anche dimenticarsela nel fornello a fuoco basso, non c'è problema. Ho il tempo di preparare la tavola, 20 minuti, anche se te la dimentichi un po' di più, la polenta viene buona e poi si abbina con tutto, soppressa, formaggio, anche col cioccolato. A qualche fiera porto la polenta calda col bicchierino e scaglie di cioccolato, è una buonissima merenda. La valorizzazione passa attraverso la degustazione poi. Esatto, sì, è bello e anche dà soddisfazione, sì, la gente apprezza molto, è una cosa diversa dai soliti rinfreschi. Anche perché questo, diciamo, è una pausa, diciamo, è un piccolo break
e questo ci ha colto un po' di sorpresa. Bene, vi ringrazio. Bene, voi partite naturalmente dalla produzione? Sì, siamo un'azienda storica, già dal 1780 esisteva da generazioni, con un impianto antico ai piedi del Monte Pasubio. Adesso il papà in pianura ha trasformato il mulino con tecnologie nuove e siamo a conduzione familiare, facciamo farine di mais di vari tipi, di mais bianco, mais marano, mais giallo. Raccogliamo il mais già in filiera, quindi facciamo l'essiccazione, l'analisi e la produzione, quindi la tracciabilità di filiera, controllo del mais già dal campo, il contatto diretto con l'agricoltore e quindi la produzione del mais dal campo. Quindi il mulino in qualche modo confeziona? Sì, produzione, essiccazione, raccolta, stoccaggio, macinazione, controllo delle analisi e quindi confezionamento e anche distribuzione nei mercati. Quali sono i mercati? Soprattutto il nord Italia, anche Germania, Austria, Spagna. Prodotti anche da industria, quindi industria farmaceutica, perché garantiamo il senza glutine, quindi per prodotti per intolleranti al glutine. Polente di vario tipo, dal mais marano, il mais biologico, mais bianco, anche granulite diverse, anche non solo farina per polenta ma farina per prodotti da forno, quindi una farina micronizzata che permette a fare impasti dolci e salati, pane, focacce, pizze, biscotti. Oggi non ho potuto farvi assaggiare i prodotti da forno, ma vi faccio assaggiare la polenta. Tracciabilità delle produzioni, lo possiamo leggere attraverso la confezione? Sì, perché ogni lotto ho tutta la cronostoria, sia dall'agricoltore che mi consegna il mais dopo la raccolta, quindi il mais umido, l'analisi iniziale dal mais verde, poi l'essiccazione, lo stoccaggio nei magazzini, ricontrollo dopo essiccato e anche dal laboratorio esterno per riconferma che le nostre analisi vanno bene. E quindi solo dopo si può andare a macinare il mais e quindi fare prodotti alimentari. Bene, una certificazione anche del biologico, questo ci sembra importante. Sì, anche DECO del comune di Isola Vicentina e sì, abbastanza. La Miele Cereali, partiamo dal breakfast, partiamo dalla colazione, quindi sono i prodotti per eccellenza. Certo, noi partiamo dalla materia prima mais e da una farina per fare i cereali estrusi o uno spezzato per fare invece i laminati. Abbiamo la granella per intenderci. La granella. Questa viene poi ottenuta, dalla granella otteniamo una farina, quindi che è degerminata, l'inseriamo in un estrusore che è una macchina che lavora una vite senza fine. In questa maniera il prodotto viene cotto e si gelatinizza e diventa morbido. Dall'uscita della macchina otteniamo una piccola pallina fatta così, che viene poi laminata e tostata da un tostino ad alta temperatura per ottenere il prodotto croccante. L'altra alternativa, partire da uno spezzato di mais, quindi con una granulometria intorno ai 2-3 mm, cotta a vapore in un'autoclave, in una grande pentola a pressione, e poi dopo laminata e tostata. In questa maniera il prodotto è più sottile e più croccante e l'applicazione tipica può essere o la prima colazione, latte yogurt, oppure per l'industria, dai biscotti alle panature ai prodotti da forno. Quindi noi siamo abituati, noi di Agrilinea ci soffermiamo sempre al mais e lo abbiniamo ai prodotti d'eccellenza, anche i trasformati, prosciutti, salami, parmigiano reggiano. Ecco l'importanza della materia prima per l'alimentazione animale, ma c'è un altro aspetto molto importante che è quello umano, appunto, quello che stiamo vedendo da questo tavolo, che lei rappresenta un mulino del territorio, possiamo dire. Sì, noi siamo di Cremona, quindi pianura padana, e utilizziamo mais italiani. Ecco, vediamo una grande evoluzione anche di prodotti, di packaging, di confezioni.
perché noi per il 90% produciamo con i marchi dei supermercati per la private label e una piccola nicchia, comprendo il biologico, per i nostri prodotti. Siamo soddisfatti? Sì, siamo contenti, il mercato sta rispondendo, i consumi stanno crescendo, perché diamo un prodotto che è digeribile, ottimo anche per i bambini e anche molto appetibile. Il mais vi viene consegnato direttamente dagli agricoltori? No, noi in questo caso abbiamo come intermedio i mulini che ci danno o lo spezzato o la farina. Quindi c'è un rapporto comunque I nostri mulini hanno un rapporto poi diretto di filiera con gli agricoltori per garantire la tracciabilità. Benissimo. Quindi una tracciabilità sicura che questa materia prima è italiana. Sì, è italiana. Siamo certi? Allora, non sempre italiana, perché purtroppo dipende dal clima. Se le stagioni sono balorde come quella precedente, a volte devono andare anche all'estero, perché come micotossine l'italiano è troppo alto come prodotto. Diciamo che partiamo da un prodotto di qualità. Certo, e il biologico sicuramente è italiano e lì ancora più importante la filiera garantire la tracciabilità completa. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.